Rieccoci in studio. A più di una settimana dal voto europeo, ascoltiamo alcuni commenti. Allora, signor Nane Bortoin, cosa dice riguardo i politici eletti ai seggi europei? Ma te ho detto che un'altra volta, gli europei, i appena scomissiai, aspetta che finisce il manco. Ciao. No, scusi, io parlo delle elezioni europee. Come commenta l'avanzata di quella che tutti chiamano la nuvola nera? Ma dove sta guardando? Che fa, scusi? Ma scusa, se do mesi che piove di continuo e se tutte nere e nuvole in cielo. Allora, non ci siamo capiti. Cosa ne pensa del successo della Meloni? E cosa giusto che sia successo ai meloni? Che dopo 2 mesi di piova non sarà più buoni come quelli dell'anno scorso. Però se ti mangi con una fetta di prosciutto, isena canonada. Ma insomma, ci dica francamente cosa pensa dello spostamento dell'elettorato a destra. A destra, i meoni ho sempre seminati sullo stesso posto, non a destra. Ma lei si sta adeguando all'Europa? Tasi, che ha detto a Ursula von der Leyen. Vorrei dire von der Leyen. E cosa ho detto mi? Che non si può più andare in giro con le macchine a benzina o diesel e neanche con l'aereo. Ma visto che mi vado a trovare Mesia a Crocetta del Monteo con l'aereo, ma andrò in bicicletta no? Quella elettrica? No, quella pedai, pensa che altro di ho trovato uno che aveva bicicletta elettrica e mi ha sfidato in saita. E chi è arrivato primo? È lui perché aveva bicicletta elettrica, ma quando che si arriva sopra e si aveva scaricata batteria, se non davo torlo col trattore a diesel e sarebbe ancora là su per la montagna.